Eccoci qua amici, buon pomeriggio a tutti gli amici del calcio a 5, siamo sempre collegati in diretta dal mini palazzetto di via Fausto Coppi intitolata alla memoria di Paolo Paganelli. Stanno scendendo in campo le formazioni della Futsal Cesena, padrone di casa dell'Atlante Grosseto, per disputare la giornata numero 10 del girone. Match importantissimo in questa giornata, Atlante Grosseto che era partito molto bene, poi è incappato in due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite e si trova ora a quota 14, comunque in piena lotta promozione, appaiato con il Pordenone. La Futsal invece si ritrova in cima alla classifica con 19 punti. Diamo una lettura veloce delle formazioni mentre si schierano i due quintetti. Per Grosseto i portieri saranno Samuele Jagubian con numero 89 che partirà lui in porta a difendere la porta, poi Daniel Chisci con il 24, poi il numero 3 Sebastian Vasile, numero 14 Francisco Agustin Garcia, numero 8 Gianneschi, il 26 Fruzzetti, il 20 Mesa Maldonado, il 6 Mariani, il 4 Schettino, il 17 Tedesca, l'11 il capocannoniere Yamul, il 10 Ugas. Tutto pronto per il calcio d'inizio, sarà il Grosseto a battere il calcio di avvio attaccando da destra verso sinistra. Vi aggiorniamo anche prima di iniziare sui risultati mentre inizia il match. Con il Grosseto che in campo schiera, se non andiamo errati, Schettino, Mariani. Intanto è subito rimessa laterale in zona avanzata per la Futsal Cesena con Pritoni, all'indietro per Montalti. Futsal che schiera in campo, Montalti in porta per l'appunto, Gardelli, poi Pieri, Achimi e Pritoni. Intanto Pieri va per le corte, spedisce immediatamente in fallo laterale il pallone sull'incursione tentata da Mariani. Dicevamo Mariani, Schettino, Tedesca e poi Garcia che ha scambiato in questo momento con Tedesca, palla sull'out destro, rimessa per la Futsal Cesena. Pritoni la mette giù da quest'altra parte, retrocede il pallone verso Pieri che ricomincia per Achimi. Achimi prova a passare, trova un rimpallo, poi però sbaglia l'appoggio, poi Pieri, fischiato fallo.
la Futsal Cesena, che giocava sempre in casa, doppio turno casalingo, quindi questo per i bianconeri. La Futsal ha battuto i Saints Milano per 6-4, una partita combattutissima che ha confermato l'ottimo stato di forma dei giocatori di mister Osimani. Ora parte sempre da dietro il Grosseto, poi viene fischiato un fallo, c'è stato un contatto tra Telesca e Hakimi. Hakimi dice che il contatto è avvenuto all'interno dell'area di rigore, l'arbitro invece sembra essersi posizionato proprio al limite dell'area, difesa da Yagubian, e infatti è calcio di punizione. 1-1, pareggiato il conto dei falli, calcio di punizione comunque da posizione molto invitante, perché è veramente un passo fuori dall'area, 3 uomini in barriera più 1 sulla linea, tutto il Grosseto quindi a difendere la porta. Hakimi o Gardelli a calciare. (17:10) ancora da giocare. Hakimi parte, conclusione deviata. Si andrà ancora dal corner con Pritoni, palla sul secondo palo, palla che passa, non la tocca nessuno. Nulla di fatto, 3 minuti esatti del primo tempo, ancora l'Atlante dal basso, con grande fiducia nella propria tecnica di base, esce il Grosseto, l'entrata di Hakimi, la conclusione di Mariani, si salva Montalti, viene fischiato ora un fallo e viene ammonito Hakimi, inevitabile il giallo, l'entrata su Garcia. Al terzo minuto e 20 Hakimi è andato dritto sull'uomo, sul classe 98 Francisco Garcia Ulloa, che era uscito peraltro benissimo da dietro col palleggio, mentre ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta sul parquet. Numero 11 Fadi Amul, un classe 2002 capocannoniere del Grosseto con 12 reti. Va al cambio Garcia, che ha preso una bella botta. Anche Gardelli per la Futsal Cesena si è seduto in panchina, al suo posto in campo Ricky Traversari, quindi staffetta tra i due bomber della squadra, mentre in campo appunto adesso abbiamo anche per il Grosseto Mesa Maldonado, che tocca il suo primo pallone, attaccato da Traversari, all'indietro per Telesca, poi la deve buttare via Yamul per evitare guai. Pressione alta della Futsal, palleggio del Grosseto, ora Grosseto che può ripartire con Yamul per un attimo, poi Pieri provvidenzialmente, Montalti lunghissimo per Pritoni che la mette in mezzo, ancora Pieri di testa senza fronzoli. Ancora poche le conclusioni dopo quasi 4 minuti di gioco. Vediamo Grosseto che l'Atlante Grosseto che parte sempre da dietro. Ora pallone in avanti per Yamul, all'indietro ancora per Telesca, lo scambio tra i due, senza paura la squadra toscana col pallone tra i piedi. Ancora Yamul a cercare Mesa Maldonado, poi Maldonado, l'intervento di Pieri. Hakimi può provare ad andare, non supera Garcia, si rifugia in fallo laterale il laterale ispano-marocchino della Futsal Cesena
e fa il suo ingresso in campo col numero 7 Francesco Dentini per la squadra di casa. Dentini assente nella partita, nell'ultimo turno contro i Saints Milano causa infortunio. Ora pare ristabilito il laterale calabrese della Futsal Cesena, Grosseto che cerca sempre di partire da dietro con grande calma e grande proprietà. Ancora Yamul, Yagubian, il portiere, che va alla conclusione che esce non di tantissimo. Hakimi, Dentini in mezzo, Traversari, la rete della Futsal Cesena. Azione da parte dell'Atlante Grosseto che era uscito con il portiere Samuele Yagubian, che era andato anche a concludere calciando però a lato. Poi Montalti ha rimesso in campo il pallone per Hakimi. Gran cambio di campo di Hakimi, che ha trovato dall'altra parte Dentini. Praticamente Dentini al primo pallone toccato di testa l'ha messa sul secondo palo, pallone che è passato in mezzo all'area di rigore. Traversari puntualissimo, da 1 metro l'ha buttata dentro, quindi è cambiato il risultato dopo 5 minuti. In vantaggio ora Cesena, pressing forsennato ora della squadra di Osimani. Non si scompone l'Atlante Grosseto, che cerca di andarsene con Yamul fermato dal ripiegamento di Niccolò Pieri. Ancora da dietro l'Atlante Grosseto, attenzione alla pressione di Traversari. Dentini recupera un pallone per Hakimi sul secondo palo, poi il pallone è ancora lì. Mesa Maldonado bravo a trovare Garcia, che può andare nell'1 contro 1. Poi Dentini ancora la butta in tribuna. Serie di cambi adesso da tutte e due le panchine. Ovviamente il ritmo si è infiammato, avevamo appena detto che c'erano state poche conclusioni interessanti. Subito è arrivato il primo gol della partita e adesso chiaramente le cose cambiano. Il ritmo si alza. Pasolini per Montalti, sposta il pallone Montalti, poi la lancia verso Gardelli, troppo lungo. Molti cambi anche nelle file del Grosseto. Mesa per Yamul, che ora batte questa rimessa. Vedete che giocano sempre con una sorta di 4-0 i giocatori dell'Atlante, partono più o meno sulla stessa linea. Ora efficace Pasolini, poi però ritorna Yamul sul pallone. Può ripartire ora Cesena. Traversari lungo per Gardelli, poi serie di palleggi da parte del numero 10 Jacopo Ugas, pallone che arriva ancora dalle parti di Pasolini, che con calma lo può giocare a Montalti, che cerca corto un compagno, nulla di fatto. Maritmo che giustamente si è elevato tantissimo. 7 minuti di gioco effettivo, 1-0 Futsal Cesena. Yamul, lo scambio con Mesa, porta il pallone Mesa Maldonado, bravissimo Montalti in anticipo su Schettino. Gran palla di Mesa Maldonado, un esterno preciso, ha avuto una buona visione Montalti anticipando l'avversario. Ora ancora Grosseto che muove palla, Yamul, su di lui Dentini, palla dietro per Schettino. Mesa Maldonado su Gardelli, prova ad andare via Gardelli, si difende Gardelli, palla in fallo laterale.
discussioni sulla perdita di tempo. Ora però può andare l'Atlante Grosseto dal laterale sinistro, mette a posto la distanza il direttore di gara, corto per Yamul, bravo Gardelli a contrastarlo. 12:26 da correre, 1-0 il risultato, partita che è chiaramente ancora totalmente in bilico. Yamul, su di lui Pasolini, si arrangia come può, ancora lo scambio, Yamul prova ad andare, Pasolini respinge. La conclusione di Schettino, improvvisa da dentro l'area all'8° minuto, si avvicina e di molto alla porta di Montalti il Grosseto. Poi attenzione ancora Yamul, viene fermato Schettino che era andato in anticipo. Il pallone era uscito, ora Hakimi da quest'altra parte per Pritoni che la rimette ancora dentro, Gardelli, il pallone li rimpalla male. E nuovamente praticamente si è ripetuto lo stesso identico schema della rete di Traversari, con un pallone lunghissimo sul secondo palo. Pritoni di testa ha cercato la sponda per Gardelli che non ci è arrivato per poco, anzi ci è arrivato ma non è riuscito a coordinarsi. Ora raddoppio di marcatura, prende una pallonata Yamul dove fa molto male. Pasolini a cercare Gardelli, in mezzo a due Gardelli, poi arriva Pritoni, conclusione, gran parata. Yamul in contropiede, Hakimi, si fa vedere Hakimi, gran parata di Yagoubian, conclusione di Pritoni, credo anche deviata, ancora Pritoni, se la porta fuori. Credo anche leggermente deviata la conclusione di Pritoni di qualche istante fa. È stato veramente bravo Yagoubian, portiere classe 2004, attenzione, ma d'altra parte Montalti. Poi ancora la conclusione da parte di Ugas, era stato se non sbaglio Garcia prima a chiamare Montalti all'intervento in uscita. Attenzione adesso ancora l'Atlante Grosseto che giustamente non ci sta, attacca forsennatamente. Parata importante quella di Montalti e non può distrarsi un secondo la squadra di casa. Riparte ancora da Yagoubian il Grosseto, Mesa Maldonado che cerca un movimento, lo trova, poi però riparte ancora da dietro la squadra toscana, pallone per Garcia, cerca il raddoppio Hakimi, attenzione a Mesa Maldonado che va, bravo Gardelli, può partire Gardelli, attaccato da dietro Gardelli, rimane in piedi Gardelli, prosegue Gardelli sulla destra e fa un gol pazzesco, pazzesco! Il 2-0 di Christian Gardelli, 9:35. Un pallone che era sulla linea laterale, Gardelli completamente sbilanciato, l'ha messa nell'angolo opposto. Uno dei gol più belli segnati qui al mini palazzetto dal numero 11. Cristian Sanchez Gardelli, che ne ha fatti tanti, ma questo è veramente uno dei più belli. Clamorosa rete di Gardelli che è stato bravissimo innanzitutto a seguire Mesa Maldonado che era andato sulla sinistra in fuga per cercare il dribbling,
lo ha fermato, ha tenuto il pallone in campo, è ripartito, si è fermato a metà campo sulla marcatura avversaria, poi è ripartito di nuovo quando sembrava aver perso decisamente il controllo. È riuscito a trovare l'equilibrio per calciare un missile che si è insaccato alle spalle di Yagubian, che forse in quel momento non si aspettava una conclusione. Attenzione da quest'altra parte, Montalti in anticipo, non c'è da distrarsi un attimo. Perché dall'altra parte subito il Grosseto ha cercato di smarcare un uomo solo davanti a Montalti, che è uscito con le mani in uscita bassa in anticipo. Adesso Yagubian, Traversari, può andare Traversari, può concludere Traversari, tiro deviato. (2-0) quindi, cambiato il risultato proprio a metà di questo primo tempo, già pieno di occasioni. Attenzione ora allo schema della Futsal Cesena, può ripartire in contropiede l'Atlante Grosseto, pallone sul secondo palo, era andato in uscita a Montalti, poi nel rimpallo si era trovato il pallone Ugas, che ha cercato di servire, se non sbaglio, Telesca, ma ha dosato male il tocco. Ora ancora da questa parte Mesa Maldonado per Garcia, palla sul secondo palo per Yamul, pescato libero in mezzo all'area, anche se non era facilissimo da giocare quel pallone. E quindi pallone sul fondo, va Montalti adesso, 9 minuti da giocare del primo tempo, doppio vantaggio per la Futsal. Ora Traversari anticipato, Garcia può partire, attenzione Mesa Maldonado, su di lui Pieri, Mesa Maldonado, la palla in mezzo, Pieri la butta fuori. Mesa Maldonado non sembra non arrivarci mai, ma ha un controllo di palla enorme, è in grado davvero di mettere in difficoltà chiunque. Ora Garcia, su di lui Prittoni, riporta via palla, Prittoni, 3-0. Questa è una clamorosa defiance difensiva del Grosseto, sulla quale Jacopo Prittoni non si fa pregare. È andato a rubare palla a Garcia, che è stato obiettivamente un po' imprudente a portare palla proprio di fronte alla propria porta. Prittoni gliel'ha scippata letteralmente, Garcia è caduto in terra, non ci sono state nemmeno proteste, quindi direi assolutamente fortuito il contrasto. Poi attenzione però, attenzione al Grosseto, lo scambio, bravissimo Montalti su Yamul da 1 centimetro, può andare Hakimi ora in anticipo, Hakimi, partito Hakimi, il dribbling Hakimi, questa volta para Yagubian e di nuovo dall'altra parte Yamul, superiorità numerica per il Grosseto, palla troppo lunga, 3-0, 8 minuti da giocare, ritmo infernale adesso, serie di cambi da tutte e due le parti, anche il vostro cronista fa fatica a starci dietro. Ora Gardelli combatte Dentini, il pallone è ancora vivo, è ancora buono, può andare Gardelli, c'è Dentini, mano, fallo di mano di Schettino, non credo sia volontario, è fallo di mano netto, evidente. Schettino però stava cadendo e quindi non ci sono gli estremi per il cartellino giallo. Comunque secondo fallo fischiato al Grosseto, 2 falli anche per la Futsal Cesena. Sul pallone ovviamente Cristian Gardelli, ma anche Dentini.
barriera a scalare per Grosseto adesso. Gardelli sul pallone, 7:42 al termine, 3-0 le reti di intanto Gardelli, parte Gardelli, ci arriva questa volta Yagubian, ancora Dentini, la butta fuori, arriva Pieri al volo, palla sul fondo. Ancora Yamul sul secondo palo, poi la conclusione da fuori da parte di Schettino, respinge Pieri. Ora Mesa Maldonado che, anzi scusate, Mariani che ha fatto segno, ha fatto cenno ai compagni di caricarsi, di tirarsi un po' su di morale. Effettivamente, attenzione, Gardelli ruba palla, Gardelli supera il portiere, poi sbaglia, clamorosa occasione per il 4-0 di Gardelli. A un passo dalla doppietta Gardelli. Sempre Yamul, arriva Pieri, lo butta giù, fallo netto. Terzo fallo per la Futsal Cesena, meno di 7 minuti al termine. Cesena in buon vantaggio, 3-0, ma partita ancora molto lunga. Yamul per Telesca. Poi lo scambio ancora con Yamul, poi il pressing di Hakimi, Grosseto che riparte con Telesca, su di lui Gardelli cerca un blocco, Mariani non lo trova, Schettino, Telesca all'indietro, Yamul, Telesca fa fuori Gardelli con un numero, poi è costretto però a retrocedere perché va ad aiutare il compagno Dentini. Attenzione ora Schettino all'indietro per il portiere Yamul, non esce il pallone ma rimane incollato ai piedi dei giocatori del Grosseto, che poi però sbagliano qui lo scambio. 6 minuti al termine. Dentini, Prittoni, Gardelli, Pieri per la Futsal Cesena, Mariani, Telesca, Schettino e Yamul per l'Atlante Grosseto, che manovra con Mariani che non riesce però a mantenere in campo il pallone. 6 giri di lancette esatti di tempo effettivo al termine del primo tempo. Le reti di Traversari, Gardelli, Prittoni, Montalti, lancio lunghissimo da un portiere all'altro, da un arco all'altro, Telesca, buona palla questa, suggerimento per lo scatto di Schettino, troppo lungo il pallone, fa buona guardia a Pieri. Pallone troppo lungo per tutti. Ricordiamo, nel file del Grosseto c'è Yamul con 12 reti, ma anche Garcia con 8, Mesa Maldonado con 4. Squadra il Grosseto che ha 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 34 gol fatti, 30 subiti. Riparte ancora con Yamul che salta Prittoni, Yamul trova la rete sull'uscita di Montalti, si riapre il match al 15°, errore questa volta di Prittoni. Che si è fatto saltare da fermo da Yamul, che poi è stato molto bravo con un tocco raso terra a saltare anche Montalti in uscita.
a infilarlo letteralmente in uscita, e quindi ora la partita, che già non era chiusa prima, è più viva che mai. 3-1 il risultato. Attenzione, Mariani sbaglia il controllo, può ripartire Dentini, Dentini si ferma, poi cerca di servire ancora Gardelli, Telesca interviene e mette la palla in corner. 5 minuti scarsi alla fine, 3-1 il risultato. Dentini fuori per Gardelli, conclusione altissima, Sbilenka. Mariani ora cerca il dai e vai, non lo serve Telesca. Yamul, Garcia, Yamul, vedete sempre il movimento perenne dei giocatori del Grosseto. Ora Pieri è costretto ad uscire alto, Yamul perde il controllo sul pressing di Dentini, che va al cambio. 3 cambi in una volta per Cesena, con Hakimi entrato in campo assieme a Pasolini e Traversari, che riceve adesso Traversari, la controlla Traversari, trova Pritoni, buon lavoro del numero 14 della Futsal Cesena. Poi Hakimi cerca di andare via, non supera l'avversario. 4-12 alla fine del primo tempo. Traversari di testa, difficile fare gol dal di lì. Ancora Yamul dentro l'area, attaccato da Hakimi, esce fuori ma il pallone arriva a Pritoni, che conclude. Poi ancora Pasolini che la calcia male, e ancora lancio lunghissimo. Pasolini si fa sentire, viene pescato in azione fallosa. Quarto fallo per Grosseto. Attenzione, ora calcio di punizione nella posizione centrale, praticamente dal dischetto del tiro libero. Mentre intanto sono finite anche le altre partite. L'MGM 2000 ha battuto il Mestre Fenice per 2-1 fuori casa, il Pordenone ha battuto il Lecco in casa 5-1, mentre l'Olimpia Regium è andata a vincere sul campo del Real Fabbrica per 2-0. Campo non facile quello dei razziali. Ma adesso, a 3:41 dalla fine, c'è l'occasione per dimezzare ulteriormente lo svantaggio per Atlante Grosseto. Vediamo Mesa Maldonado sul pallone, calcio di punizione, palla sotto per Yamul, poi capisce tutto Montalti che fa partire il contropiede, ma la Futsal perde l'occasione. Ha tentato uno schema l'Atlante Grosseto pescando il giocatore proprio nel cuore dell'area avversaria. Ora Yamul attaccato da Pritoni. Quinto fallo per la Futsal a 3:20 dalla fine del primo tempo. Fallo fischiato a Pritoni. Ovviamente serie di proteste. Adesso però dovrà giocare 3 minuti e spicci la Futsal Cesena con l'incombenza del sesto fallo. Intanto comunque si riparte, pallone sulla metà campo, Mesa Maldonado, solito movimento circolare dei compagni, lo scambio con Garcia, Telesca, Traversari si fa sentire in pressione. Movimento dei giocatori dell'Atlante con Mesa Maldonado attaccato da Pritoni, Telesca. Yamul ora su Pasolini, Yamul chiama i compagni in avanti, Yamul cerca di andare via, trova uno spiraglio, Montalti
che vede la palla all'ultimo, la para. Poi ancora palla per Garcia, anticipato. 2:27 al termine del primo tempo, 3-1 il risultato. Futsal che però ha il problema del quinto fallo da gestire. Grosseto ora che cerca quantomeno di accorciare ulteriormente le distanze. Palla per Yamul, spinto indietro da Pasolini, anche traversari, poi Pasolini in anticipo di testa, Hakimi, conclusione a lato. Bello lo stile, meno la mira. Pallone lungo ora, Montalti con le mani, può servire Hakimi, Hakimi contrastato da Telesca, va via con un numero Hakimi, porta il pallone, Hakimi per traversari, traversa. Incredibile azione di Hakimi, un numero pazzesco da fermo. Ora attenzione però, Yamul, su di lui Pasolini, arriva anche Pritoni, attenzione, proteste veementi della panchina ospite che chiede chiaramente il sesto fallo. Gli arbitri non hanno fischiato nulla, 1:30 alla fine, Montalti, ma registriamo un minuto fa un'altra occasione importante per Cesena con traversari. Pritoni ora va a portare via l'ennesimo pallone, viene trattenuto da Telesca che viene ammonito, inevitabile l'ammonizione, direi, lo ha trattenuto per un braccio, non ci stava un altro colore, ma si va ora al time out chiamato dalla panchina di Roberto Osimani con 1 minuto e 23 da giocare. La Futsal in vantaggio per 3-1. In sequenza le reti di Traversari, Gardelli e Pritoni, poi il gol del bomber dell'Atlante Grosseto Fahd Yamul che ha diminuito la distanza tra le due squadre. Era partita fortissimo la Futsal, adesso invece manca 1 minuto e 23, il risultato è di 3-1, ma usufruirà di un calcio di punizione sulla tre quarti avversaria la squadra di casa. 5 falli però fischiati alla Cesena, 3 all'Atlante Grosseto, un ammonito per parte, se non vado errato, Hakimi, e adesso avete visto Andrea Telesca col 17 per il fallo commesso su Jacopo Pritoni. Si andrà quindi alla battuta. Hakimi si prepara, è ritornato in campo Pieri, poi Dentini e Gardelli, il quintetto per la Futsal. Dall'altra parte gliela porta via Gardelli, va a servire Hakimi, Hakimi la tiene, Hakimi su di lui Ugas e vola un altro cartellino, fallo da Tergo di Ugas su Hakimi. Hakimi è stato bravissimo a controllare un pallone non facile. Quindi quarto fallo per l'Atlante Grosseto e anche secondo giallo all'indirizzo del numero 10 Ugas, che ora va in panchina, rientra Yamul. Sono proprio 59 secondi al termine e c'è un'altra occasione
Su calcio piazzato per Cesena, sempre Hakimi, 2 uomini in barriera ora per Yagubian con in realtà barriera come al solito scalata, Mesa Maldonado, poi Telesca a proteggere il palo. Vediamo cosa inventa adesso Youssef Hakimi. Dentini in mezzo, il salvataggio di Yagubian. Stava per fare autogol Garcia, la deviata di naso, 54 secondi al termine, deviata di naso, e poi è stato bravo Yagubian a respingere il pallone. Ancora Yamul per Garcia, si gira Garcia, va alla conclusione, trova però Montalti, 25 secondi, Montalti porta lontano il pallone, cerca Gardelli, 20 secondi da giocare, fondamentale per l'Atlante Grosseto tentare il tutto per tutto per diminuire lo svantaggio, fondamentale per Cesena andare al riposo con 2 reti di vantaggio. Yamul, attenzione, Yamul, serie di finte su di lui, Pieri, poi la conclusione sbilenca di Garcia, e a 3 secondi dal termine praticamente finisce qui il primo tempo con la Futsal Cesena che chiude in vantaggio di 2 reti sull'Atlante Grosseto. Amici all'ascolto, a più tardi per il secondo tempo di Futsal Cesena Atlante Grosseto.
Eccoci di nuovo qui, amici del calcio a 5, per il secondo tempo di questo Futsal Cesena Atlante Grosseto. Primo tempo concluso con i padroni di casa avanti per 3-1. Le reti in sequenza di Riccardo Traversari, Cristian Gardelli, Jacopo Pritoni e poi il punto per gli ospiti segnato da Fad Yamul. Primo tempo che era iniziato con le squadre un pochino guardinghe, poi la rete di Traversari ha decisamente dato fuoco alle polveri e il ritmo si è alzato, si sono viste tante azioni da una parte e dall'altra e anche 4 gol in totale. 3 gli ammoniti, 1 per la Futsal Hakimi, 2 per la Atlante Grosseto, Telesca e Ugas. Visto che ci siamo, diamo lettura delle altre partite che sono state tutte giocate e terminate. L'LD ha pareggiato con la Vinum Italy Petrarca per 3-3, intanto va ad iniziare il secondo tempo, ha battuto la Futsal Cesena con Montalti che va a cercare Hakimi e poi si riparte. Dicevamo appunto il pareggio tra LD e Vinum Italy, poi la vittoria del Maccan Prata sul campo del Sens Milano per 3-2, la vittoria dell'MGM 2000 sul campo del Mestre Fenice per 2-1, la vittoria del Pordenone in casa contro il Lecco per 5-1, la vittoria in trasferta dell'Olimpia Reggio Emilia sul campo del Real Fabbrica per 2-0. Hakimi ora per la Futsal Cesena. Si sta giocando invece a Maser, Montegrappa, Dolomiti, Energia, Rovereto. Attenzione a Gardelli, ora cerca lo scambio con Pritoni. E può ripartire ora il quintetto dell'Atlante Grosseto formato da Mariani, Mesa Maldonado, Schettino e, se non andiamo errati, Garcia. In porta ovviamente Samuele Yagubian. Dall'altra parte in porta Andrea Montalti, poi Niccolò Pieri, sulle corsie Hakimi e Pritoni e davanti Cristian Gardelli. In questo momento in testa al campionato c'è il Maccan Prata con 20 punti, la Vinum Italy Petrarca ha raggiunto il Lecco a quota 16, sono state entrambe superate dal Pordenone che è andato a 17, sempre a 16 l'MGM 2000, poi a 14 Grosseto LD, a 13 il Real Fabbrica di Roma assieme a Reggio Emilia e poi a seguire Montegrappa, Sainz Milano, Rovereto e a chiudere il Fenice Mestre, sempre però senza calcolare l'esito e il risultato di queste due ultime partite in programma per questa 10ª giornata di ritorno, quella che state vedendo e quell'altra in corso tra Montegrappa e Dolomiti Energia Rovereto. Quasi 2 giri di lancette completati in questo secondo tempo, non è successo ancora nulla di rilevante. Ora Hakimi in collaborazione con Pritoni all'indietro per Montalti, pallone non facile, ma Montalti pesca Pritoni. È bravo Garcia che si era fatto superare dal pallone a rientrare sul numero 23 avversario, perché stava entrando in area dritto verso la porta. Pritoni ancora conquista un bel pallone, cerca Gardelli, bravo Mariani su di lui che ricicla un buon pallone difensivo per il Grosseto che riparte ora con Garcia. Mesa Maldonado, lo scambio con Schettino, poi Hakimi, attenzione il rimpallo, può andare ancora Schettino, poi Pieri si fa sentire su Garcia. Primo fallo del secondo tempo.
Ancora sulla banda sinistra, questa volta Pieri. Va ad anticipare chiaramente l'avversario, poi reclama una spinta da dietro, l'arbitro parla con Montalti. Nulla di fatto, se non che sarà un calcio dalla bandierina per la squadra ospite. Attenzione ora questo corner, pallone fuori e poi la palla che finisce sul palo. Clamorosa conclusione al volo di destro di Yamul, pallone deviato, credo da Pritoni, poi non so se l'ha toccato anche Montalti, comunque palo per Atlante Grosseto, praticamente alla prima azione di tutto il secondo tempo. Yamul ora per Garcia, cerca di andare via, si mette un piede Pritoni, però è ancora Grosseto in avanti, Yamul, su di lui Gardelli che lo respinge in fallo laterale. Ovviamente in avanti da subito la squadra ospite. Hakimi ora tenta la conclusione, trova attento Yagubien. Ancora Youssef Hakimi ora dal laterale. 3 minuti e 30 passati in questo secondo tempo. Hakimi ora è costretto a affrettare la conclusione, ha perso l'attimo, non ha visto il movimento dei compagni, ha buttato via il pallone saggiamente per evitare di regalarlo agli avversari. Grosseto quindi che si fa vedere ancora avanti. Sempre la solita ragnatela di passaggi, poi il pallone arriva Garcia che può andare, su di lui Hakimi, Garcia, esce Montalti, c'è un uomo a terra, ferma il gioco l'arbitro. C'è stato un contrasto a centrocampo, è finito a terra Yamul, sinceramente non ho capito con chi si è scontrato. Si riparte ora con l'ingresso in campo di Vasile, per la prima volta in campo il numero 3 del Grosseto, Yamul. Ora Yamul, conclusione fuori. È un'occasione grossa questa per il Grosseto. Ancora Yamul, ruba palla a Hakimi, può andare in contropiede il numero 11. Pieri si butta, poi esce Montalti, palla al piede, Montalti rischia un po', trova una rimessa laterale. Serie di azioni, di palle perse. Pallone che finisce sul fondo. Ora si riparte a quasi 5 minuti dal termine. Dentini, poi Pieri fanno buona guardia, esce Montalti. Secondo tempo ancora tutto da vedere, tutto da giocare. È entrato in campo Traversari per la Futsal Cesena. È entrato in campo appunto, dicevamo, Vasile, che non si era stato dalla panchina durante il primo periodo della partita. Ora Telesca, lo scambio con Mesa Maldonado, lo scambio con Yamul, arriva Pieri, si fa sentire Pieri, Traversari non trova lo spazio per la conclusione, pallone indietro da Montalti, lunghissimo ancora Montalti, da un portiere all'altro, e si riparte. Prova ad andare Mesa Maldonado, ne fa fuori due, Montalti in uscita, in scivolata, sembrava Maldini. Per fortuna ha preso il pallone. Si prosegue ora con l'Atlante Grosseto. Che muove palla, attenzione Yamul, parte Yamul.
velocissimo il numero 11 da fermo. Attenzione, pallone sul secondo palo, una conclusione di Telesca, 2 occasioni nel giro di un attimo per l'Atlante Grosseto. Poi Hakimi si guadagna un fallo dopo 6 minuti, protesta anche con l'arbitro. Primo fallo fischiato agli ospiti nel secondo tempo, 1-1 il conto dei falli. Lunghe proteste di Hakimi, che reclamava forse un cartellino, ma l'arbitro irremovibile, tra l'altro era a 2 passi l'arbitro, e comunque si riparte con una punizione per la Futsal Cesena. 14 minuti ancora da giocare, deve fischiare l'arbitro, credo, perché ha interrotto il gioco successivamente ad aver segnalato la punizione. È entrato in campo Gardelli, va alla conclusione, Gardelli ribatte Yamul. Si riparte ora con una rimessa laterale, traversale dall'altra parte per Dentini, riceve Gardelli, spalle alla porta, Gardelli non riesce a girarsi. E quindi riparte ancora l'Atlante Grosseto senza dare mai punti di riferimento in avanti, con un costante movimento da parte di tutti e 4 i giocatori. Gioca così il Grosseto. Montalti ora è costretto a calciare lontanissimo, un pallone irraggiungibile per Gardelli. Yamul prova a saltare Dentini, poi riparte ancora l'Atlante Grosseto da dietro come al solito. Schettino ora, Yamul, si fa vedere Telesca, servito Telesca, Pasolini in anticipo, poi Montalti deve liberarsi del pallone, è bravo su Traversari che è meno bravo e sbaglia il controllo. Ora però Gardelli che conquista un gran pallone, poi si prende il fallo di Schettino che si prende anche il giallo e poi l'arbitro ammonisce anche Gardelli per proteste. Secondo fallo per l'Atlante Grosseto, ammonizione per il numero 4 Schettino al 7° praticamente del secondo tempo. Poi l'arbitro è andato ad ammonire anche Gardelli che ha protestato troppo. Traversari ora, la conclusione fuori nettamente. Ora Pasolini su Telesca, poi su Yamul, passa il pallone, Yamul corto per Schettino, Yamul cerca di andare, non serve i compagni, ora cerca Schettino, visto e servito, pallone però non facile da controllare sulla corsa. Giocate tecnicamente molto raffinate per l'Atlante Grosseto, però poi non è nemmeno facile a volte per gli stessi giocatori controllare e ricevere il pallone. Vedete Yamul che davanti alla porta non ha problemi a chiedere palla e soprattutto a dribblare l'avversario senza paura la squadra toscana. Ora Pasolini che pesca Gardelli, ha attaccato Gardelli, esce ancora Yamul, poi Gardelli la mantiene in campo.
La palla era uscita, Gardelli ha calciato distinto. Deve fare anche attenzione Cristian Gardelli perché è stato appena ammonito. Un po' di discussioni in panchina. Nulla di che, obiettivamente Clima che è sì molto gagliardo in campo, c'è molta combattività, però finora mi sembra che non siano state fatte cattiverie tra le due squadre. Garcia ora, sempre in pressione costante, uomo contro uomo la Futsal, pallone all'indietro ora per il portiere, quindi si è giocata la possibilità dell'appoggio indietro, ora l'Atlante Grosseto, Yamul messo giù Traversari, attenzione, può andare Tedesca, poi Pasolini, salvataggio su Vasile e poi ferma il gioco l'arbitro, ci ha messo un po'. Ferma il gioco per i 4 secondi l'arbitro, quando era a terra Pasolini, quindi le proteste adesso di Montalti, però non è stato fischiato un fallo, ma è stata fischiata l'infrazione dei 4 secondi a Montalti, quindi si ripartirà con un calcio indiretto per l'Atlante Grosseto quando manca 11:32 al termine. Braccio alzato per gli arbitri, ci stava l'infrazione di Montalti, ma la Futsal protestava per un colpo subito da Pasolini. Fatto sta che comunque la palla è dell'Atlante Grosseto e può proseguire con lo scambio sempre da dietro. È entrato in campo ora anche il capitano, attenzione ora Garcia, può andare Garcia, Montalti 2 volte, poi la tocca secondo il Grosseto con le mani fuori dall'area, l'arbitro non dice nulla, ora Tedesca e ancora Montalti, da ottima posizione si era liberato Tedesca, Montalti si è fatto trovare ancora pronto, poi la palla esce, c'è un attimo di respiro. È entrato in campo Gianneschi, capitano dell'Atlante Grosseto, classe 98. Può andare ora in contropiede Hakimi, rientrato in campo da poco, la conclusione di Hakimi. Trova pronto Jagubian alla parata, si va a traguardare ormai la prima metà del secondo tempo, quindi ultimo quarto di gara. Traversari in mezzo a 2, Traversari messo giù, non fischiano gli arbitri, quindi si va avanti. Ora però esce il pallone, Yamul non ha evitato la rimessa laterale, Traversari va al cambio, fa il suo ingresso Dentini. Poi va Osimani a redarguire il proprio numero 14 e si riparte con la Futsal che gioca questo pallone alto, troppo alto per Hakimi. Può ripartire ora l'Atlante Grosseto, non si palesa per il momento l'idea di giocare col portiere di movimento, manca ancora tanto, mancano 10 minuti. Pallone dentro ora da parte di Mesa Maldonado, poi Montalti a cercare ancora Hakimi, troppo lungo il pallone. 9:44 al termine ora. Serie di movimenti, scambi veloci tra Mesa Maldonado e Garcia, ancora Yamul, la conclusione, ancora la parata di Montalti.
l'ennesima parata di Montalti. Ancora dalla laterale l'Atlante Grosseto, pallone fuori, Garcia, la palla per Yamul col tacco, non sorprende Montalti, ma pallone ora per Hakimi, la mette giù Hakimi, palla per Pritoni, troppo lunga di pochissimo, era una buona occasione. Adesso però l'Atlante Grosseto sta attaccando con grande veemenza praticamente dall'inizio del secondo tempo, sempre in avanti, proiezione offensiva la squadra toscana. Attenzione ora però Yamul sbaglia l'appoggio apparentemente facile per il proprio portiere, è uscito anche poco dal campo il numero 11 del Grosseto, forse anche un po' stanco, infatti va al cambio adesso, poco lucido in questa occasione ma bravissimo in avanti, un giocatore d'attacco favoloso, una grandissima tecnica e una capacità di tiro da tutte le posizioni, anche bravo a leggere il gioco. Ora va a battere il faro laterale Hakimi, la palla è lì, c'è contropiede ora per il Grosseto, attenzione, la conclusione a lato proprio di Gianneschi, il capitano. 8:46 al termine, prova a ripartire ancora la Futsal, la mette giù Gardelli, raddoppiato Gardelli, esce con un fallo laterale dal rimpallo. Poi la battuta di Hakimi, parte in contropiede, attenzione, la palla per Gianneschi, la mantiene in campo ma gliela scippa Dentini, può andare Dentini, messo giù Hakimi da Mariani, non fischia l'arbitro, poi riparte ancora, arriva Dentini come una furia, butta giù Mesa Maldonado, butta giù Mesa Maldonado nettamente, Dentini viene ammonito, fallo netto. Dentini si è arrabbiato forse perché voleva mettere fuori il pallone perché aveva visto Hakimi per terra. La partita, il gioco è proseguito e poi è andato un po' a farsi sentire con un'entrataccia, quindi terzo ammonito anche per la Futsal, 12° del secondo tempo, sono 3 ammoniti per parte ormai, 2 falli per parte, e adesso gli arbitri fischiano un po' meno. Intanto attenzione a Garcia, su di lui Gardelli, poi pallone che arriva all'indietro a Mesa Maldonado, ancora Garcia, ancora Montalti con una mano, Montalti deve liberarsi del pallone, va a rinviare lunghissimo. 7:40 al termine. Ancora il palleggio reiterato dalla propria metacampo del Grosseto, ora non si intendono Mesa Maldonado e Schettino, può respirare la Futsal che gioca con una difesa a tutto campo, uomo contro uomo, e quindi parecchio dispendiosa. Dentini cerca lo scambio, intercettato il pallone, attenzione Mesa Maldonado, Traversari lo stende, e giallo anche per lui, ed è il terzo fallo di questa ripresa. Sono già 7 i giocatori ammoniti da inizio partita, 4 per Cesena, 3 per Grosseto. Oddio, la partita non è che sia cattiva, però è giustamente molto combattuta, grande agonismo, e soprattutto adesso ormai a 7 minuti dalla fine non si fanno prigionieri, non si può lasciare nessuno spiraglio
agli avversari. Adesso però c'è Mariani che può andare a concludere, la conclusione sulla quale ancora Montalti si fa trovare. Attenzione Mariani, palla dentro, respinge Pieri, non perde tempo a battere i piazzati da Trante Grosseto. Telesca ancora per Schettino, conclusione Montalti, di nuovo grande riflesso. Poi Pieri respinge Traversari, la calcia fuori. Adesso però è un assalto quello dell'Atlante Grosseto verso la porta di Montalti. Ancora la squadra toscana con Mariani, su di lui Pieri, Mariani, poi arriva Gardelli, lo scontro tra i due, poi attenzione, gran palla questa per Telesca, Montalti ancora. Poi di nuovo pallone in mezzo, respinto. Poi Montalti questa volta con calma mette giù la palla, va al rinvio lunghissimo, però adesso in questo modo la palla viene sempre consegnata all'Atlante Grosseto. 6 minuti al termine, ma la Futsal ha smesso di giocare. La palla è sempre tra i piedi dei giocatori ospiti, sempre 3-1 il risultato, 6 minuti dal termine, però in questo secondo tempo la partita la sta facendo la squadra toscana. Garcia ancora va sulla destra, su di lui Gardelli, ruba palla Gardelli, su di lui Garcia, Gardelli, arriva Schettino, Gardelli lotta ancora, Gardelli si scontra con Schettino, a terra tutte e due, l'arbitro non ha fischiato nessun fallo, quindi probabilmente sarà rimessa laterale. Va al cambio Gardelli, rimessa laterale davanti per la Futsal Cesena. Traversari lascia da Chimi, è diventata una battaglia vera e propria in questi minuti finali la partita. Achimi per Pieri, discutono sulla distanza, il pallone è ancora in gioco, arriva Achimi, su di lui Garcia, viene fischiato fallo alla Futsal. Fischiato fallo alla Futsal, Achimi sembrava che avesse anticipato Garcia, poi c'è stato un contatto tra i due, terzo fallo fischiato alla Futsal Cesena, con discussioni in campo ora e anche tra gli arbitri. Tra l'altro ora il crono sta cercando di parlare con il primo arbitro, Montalti parla con il secondo arbitro. Il fallo è stato segnato, quindi è il quarto fallo per la Futsal, non c'è dubbio, non era evidentissimo, per usare un eufemismo, questo fallo. Veementi proteste da parte del pubblico di casa, come si dice in questi casi. Comunque fatto sta, la partita prosegue, va a battere il laterale l'Atlante Grosseto ora con Garcia, 5:20 sul cronometro da giocare, all'indietro per il portiere, pallone profondo per Jamul, su di lui Pieri, Jamul poi arriva a traversare in anticipo, Telesca si frappone, non parte il contropiede della Futsal. 5 minuti, 5 giri di orologio al termine. Jamul ora con Mesa Maldonado, lo scambio tra i due, si alzano ancora le mani, poi l'arbitro si stanca delle proteste della panchina del Grosseto, va ad ammonire se non sbaglio Bernardo Landa.
che fa da dirigente e allenatore della squadra. Il pallone era stato messo fuori, se non andiamo errati, da Mesa Maldonado, che ha visto il compagno a terra, quindi dovrebbe essere correttamente restituito dalla Futsal al Grosseto. Non è chiaramente rete perché dalla rimessa laterale non vale, è rimessa dal fondo ed è anche time out per l'Atlante Grosseto. 4:48 al termine, 3-1 il risultato. Non è stato ancora segnata nessuna rete in questo secondo tempo, ma l'Atlante Grosseto ha attaccato per quasi tutto il tempo, mettendo in difficoltà obiettivamente la Futsal Cesena, che si è aggrappata a una, fino a questo momento, grande giornata di forma di Andrea Montalti, che in porta è stato davvero davvero bravissimo, attento. Intanto non giungono notizie da Maser. Montegrappa Rovereto quindi ancora sullo 0-0, ormai sarà finito il primo tempo, è iniziato anche il secondo. Qui invece ne mancano 4:48. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per la squadra ospite. Niente portiere di movimento, va avanti come dall'inizio l'Atlante Grosseto. Yamul, lo scambio tra Garcia, Mesa Maldonado, poi Telesca, Garcia, attaccato da Pritoni. Garcia poi la butta in calcio d'angolo, efficace in uscita dal time out il disegno di Roberto Simani. La pressione altissima della Futsal Cesena, ne guadagna ora un'opportunità da corner. Va Hakimi, la butta in mezzo, la tocca Telesca. È evidente il tocco del giocatore del Grosseto, quindi ancora in avanti la rimessa laterale per Cesena. Stavolta va Pieri a battere Hakimi. Pieri, lo scambio, poi interviene Yagubian. Può ripartire con il Grosseto. Garcia va a cercare l'inserimento di Mesa Maldonado. Non si intendono però i due compagni di squadra. 4 minuti e 1 secondo al termine. Sempre 3-1, 4 i falli della Futsal, 2 quelli del Grosseto. Palla per Montalti che trova Hakimi, la controlla Hakimi, trattenuto Hakimi e poi viene fischiato finalmente, direi, il fallo di Telesca. Terzo fallo per Grosseto e punizione praticamente da 11-12 metri per Youssef Hakimi col 9. Vedete che si prepara alla battuta. Pritoni va a chiudere sul palo da quest'altra parte Traversari. Vediamo come se la gioca ora il numero 9 ispano-marocchino della Futsal Cesena. Parte Hakimi, conclusione larga. Pritoni ora, che ha ricevuto da Traversari, Pritoni ora retrocede, vince un contrasto, palla Pieri, poi Montalti che subisce fallo e pareggia il conto dei falli. Quarto fallo anche per Grosseto, commesso dal numero 14 Garcia, quindi 4-4 il conto dei falli, 3:37 al termine, 2 le reti di vantaggio per la Futsal Cesena.
Riparte ora Montalti che va a cercare la corsa di Traversari, troppo lungo. Garcia ancora, la pressione sempre, uomo contro uomo della Futsal. Garcia seguito da Hakimi, Yamul ora da questa parte per Telesca, lo scambio con Yamul, Pieri ci mette la punta del piede, può andare Pritoni, Pritoni! La gran parata di Yagubien. Gran parata di Yagubien di piede, da perfetto portiere di calcio a 5. Hakimi la mette giù, arriva Pieri, non fa prigionieri. E butta la palla in fallo laterale. Riparte ora Grosseto, scorre però il tempo. Palla per Yagubien che va a cercare un compagno, trova Mariani, non trova spazio però Mariani, 2 minuti e 30 alla fine. Traversari su Mesa Maldonado, si fa vedere Yamul. Ora entra il portiere di movimento, Telesca per la precisione. Attenzione, ora Yamul ha spazio, può andare Yamul, pallone in mezzo, può andare Montalti, cerca il passaggio, non lo trova. Serie di cambi ora, entrano i difensori perché c'è da fare 2 minuti col portiere di movimento, quindi Gardelli e Dentini dentro con Telesca che indossa la maglia rossa del portiere ora per Grosseto. Garcia, Mesa Maldonado che trova Yamul, la conclusione, arriva Pieri, poi arriva Montalti, la calcia via Montalti e fallo laterale, ancora in avanti Grosseto. Garcia ora 1:40 alla fine. Mesa Maldonado, c'è spazio per Yamul, Pieri lo respinge, Mesa Maldonado, di qua Telesca, al centro per Mariani, scambia con Mesa Maldonado, Telesca ancora, chiama palla Yamul, la conclusione di Telesca, respinta da Hakimi. 1:15 alla fine, 3-1 per la Cesena. Ci prova ancora Grosseto, Mesa Maldonado, Yamul, poi non trova l'impatto col pallone Gardelli. Telesca di qua, Mesa Maldonado, le finte, poi Garcia butta via un brutto pallone direttamente in tribuna. Un minuto esatto, la conclusione, cercato e non trovato Dentini, ha guadagnato appena 4 secondi la Futsal. 50 secondi al termine, sempre col portiere di movimento Grosseto. Yamul, conclusione sul fondo, ha provato la botta. Da fuori Yamul, Gardelli ora la controlla, la mantiene in campo, guadagna la rimessa, importantissima perché a 42 secondi dal termine la Futsal può giocare questo pallone in attacco con 2 reti di vantaggio da proteggere come l'oro, perché deve proteggere anche il primo posto in classifica. Hakimi perde tempo, Hakimi, e quindi cambio, rimessa, 40 secondi al termine. Ancora Mesa Maldonado, scorre il tempo per Telesca, la conclusione sul fondo. Può ripartire Montalti, serve Dentini, subito da quest'altra parte per Hakimi, esce il pallone, 29 secondi al termine, 2 reti da proteggere per la Futsal, stringe i tempi ora, attenzione Telesca, arriva Hakimi, conclusione fuori, incredibile occasione
per Grosseto, 20 secondi dal termine. Dentini, rete di testa, Ciccio Dentini la chiude lì. 4-1, 4-1. Sul rilancio dalle retrovie, pescato Dentini, non ha fatto in tempo Telesca, che portiere non è, a rientrare, e a 17 secondi dalla fine, dal mini palazzetto di Cesena, la notizia è che la Futsal Cesena per il momento rimane in testa da sola alla classifica. La conclusione di Mariani, Hakimi, una finta, Hakimi prova ad andare, Hakimi passa il pallone, 4 secondi, ci riprova Garcia, la conclusione e finisce qui. Dal mini palazzetto è tutto, la Futsal Cesena batte l'Atlante Grosseto 4-1 e conserva la testa della classifica. Da Alessandro Mambelli, amici sportivi, un augurio di buona serata a tutti.